Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È martedì 14 aprile 2026. In apertura la crisi energetica. La Lega propone di blindare le bollette congelando luce e gas ai prezzi pre-guerra per tutto il 2026. Ma Bruxelles resta ferma. Niente scudi anticrisi, niente sospensione del rigore, mentre famiglie e imprese pagano il conto. Sul fronte politico, Salvini difende Papa Leone XIV dagli attacchi di Trump. Il pontefice non si tocca, servono serietà e stop alle polemiche inutili. Esteri. L'Ungheria del dopovoto smentisce la sinistra in festa. A Budapest ha perso Orban, ma il nuovo corso di Magyar non è quello raccontato dai progressisti. Tensione massima poi a Hormuz. Trump blocca i porti iraniani e boccia l'accordo nucleare giudicato insufficiente. Infine la Cina. Xi si presenta da pacere, ma muove una partita tutta sua, in difesa delle proprie rotte e contro gli interessi occidentali. Questi i temi del giornale di oggi. Restate con noi. Bollette blindate dalla Lega. Salvini vuole congelare luce e gas ai prezzi pre-guerra per tutto il 2026. Mentre guerre e speculazioni spingono in alto il costo della vita, la Lega prova a mettere un argine vero. Matteo Salvini ha spiegato di aver ragionato con Giancarlo Giorgetti su una misura precisa: congelare il conto di luce e gas ai livelli precedenti alla guerra in Iran per tutto il 2026. Il senso politico è chiaro: prima famiglie, imprese, scuole e ospedali, poi le liturgie di Bruxelles. Non è una misura già barata, ma una linea di difesa concreta nel momento in cui il caro energia rischia di travolgere milioni di italiani. Il messaggio della Lega è netto: l'interesse nazionale viene prima delle regole cieche. L'Europa dice no agli scudi anticrisi. Bruxelles resta aggrappata al rigore mentre le bollette salgono e le famiglie pagano. Da una parte la crisi, dall'altra il muro di Bruxelles. Con Hormuz sotto pressione e con i prezzi di carburanti, gas e fertilizzanti ancora esposti a nuove impennate, l'Unione Europea continua a chiudere alla sospensione del patto di stabilità. Ed è questo il nodo politico vero. Mentre famiglie e imprese si preparano a pagare il conto della guerra, l'Europa resta inchiodata ai vincoli. Non è un allarme agitato solo dalla politica. Anche organismi internazionali e mercati avvertono che, pure in caso di riapertura dei flussi nello stretto, i prezzi potrebbero restare alti ancora a lungo. O Bruxelles capisce che serve una deroga vera, oppure l'Italia dovrà scegliere se difendere i suoi cittadini o inginocchiarsi alla burocrazia. Il Papa non si tocca. Trump stavolta ha sbagliato. Salvini difende Leone XIV. Basta polemiche, il problema vero è la guerra. La linea deve essere limpida. Donald Trump, nell'attacco al Leone XIV, ha sbagliato. Punto. Il Papa, guida spirituale e voce di pace, non si usa come bersaglio polemico mentre il mondo vive ore di altissima tensione. Matteo Salvini lo ha detto senza giri di parole. Colpire il Santo Padre non è utile, non è intelligente e c'è già abbastanza caos sul tavolo. Mentre i media gonfiano lo scontro simbolico, il problema vero resta la guerra, con il rischio di escalation e il prezzo che questa crisi scarica su energia, trasporti e vita quotidiana degli italiani. Rispetto pieno per Leone XIV, sostegno alle sue parole di pace e testa fredda davanti a uno scenario che richiede serietà. Budapest smentisce la sinistra in festa. Magyar non è di sinistra. Ha perso Orban, non il centrodestra. In Ungheria, la sinistra italiana ed europea sta festeggiando una vittoria che non è sua. Viktor Orban ha perso dopo elezioni libere e questo basta già a demolire anni di retorica sul regime nel cuore d'Europa. Ma il vincitore, Peter Magyar, non è un campione del progressismo liberal. Sui fondamentali resta lontano dalla sinistra di casa nostra. Difesa dell'identità, attenzione ai confini, centralità della nazione, ostilità all'immigrazione incontrollata,
Il campo resta quello del centrodestra, anche se con toni più euro-atlantici e meno simpatie verso Mosca. A Budapest non è crollata la destra, è cambiato un leader, non l'asse profondo del paese. Chi parla di fine del sovranismo racconta ai suoi tifosi una favola consolatoria. Hormuz sotto stretta americana. Trump blocca i porti iraniani e rifiuta la proposta nucleare. Pressione massima, la stretta americana su Hormuz va letta con equilibrio. Forza sì, avventurismo no. Gli Stati Uniti hanno reso operativo il blocco dei porti iraniani e Trump ha respinto la proposta di Teheran di fermare per 5 anni l'arricchimento dell'uranio, giudicandola insufficiente. Ma i canali negoziali non sono chiusi. Dall'Iran continuano ad arrivare segnali e nuovi contatti restano possibili. Washington vuole costringere il regime iraniano a scegliere, non regalargli altro tempo sul nucleare. Nel mezzo c'è un mondo intero che trema. Una petroliera cinese è già transitata nello stretto. I mercati guardano al Golfo con tensione e ogni giorno di crisi pesa su energia, trasporti e inflazione. La pressione sale, il dossier resta aperto. La Cina getta la maschera sul Golfo. Xi si traveste da paciere, ma difende solo le sue rotte energetiche. Dietro la crisi del Golfo c'è anche la Cina, che si traveste da mediatrice mentre difende con i denti il proprio spazio contro l'Occidente. Il blocco di Trump su Hormuz ha avuto un effetto politico chiarissimo. Ha costretto Pechino a scoprirsi. Xi Jinping ha tirato fuori il solito piano in 4 punti, parlando di ruolo costruttivo. Ma la realtà è meno nobile della propaganda. La Cina interviene perché la stretta americana colpisce le sue rotte energetiche, i suoi affari nel Golfo e la sua rete di influenza nel mondo arabo. Non si muove per spegnere la crisi, si muove per impedire che l'Occidente chiuda il cerchio attorno a Teheran. Xi parla di pace, ma è la pace di chi vuole tenere in piedi i propri corridoi, i propri affari e il proprio peso geopolitico. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Hormuz, la mossa USA è una leva diplomatica. Pelanda. Washington trasforma il blocco navale in missione di sicurezza globale. A Hormuz, Washington non si sta muovendo a caso. Sta usando la crisi come leva diplomatica e strategica. Il primo round negoziale tra Stati Uniti e Iran non ha prodotto un accordo, ma il negoziato non è morto. L'America si mostra disponibile a trattare, senza mollare sul nodo centrale, impedire a Teheran di continuare a giocare con il nucleare e con la libertà di navigazione. Nell'analisi di Carlo Pelanda, la mossa americana ha una logica precisa. Trasformare la partita su Hormuz da scontro diretto con l'Iran a missione internazionale di sicurezza per proteggere il traffico marittimo. Non chiedere agli alleati di entrare in guerra, ma di difendere un principio che riguarda tutti, la libertà di transito nello stretto. È così che Washington prova a togliere agli europei l'alibi del disimpegno. Per l'Italia il punto è elementare. Da Hormuz passano energia, prezzi, inflazione. Il conto finale arriva sulle bollette, sulle imprese, sulle famiglie. L'Europa ritrovi se stessa o conterà sempre meno sapelli. Non serve meno identità, serve più coscienza dei popoli. L'Europa non è diventata debole perché ha troppe identità, è diventata debole perché ha smesso di crederci. Il punto di partenza è la cornice indicata da Giulio Sapelli sul Libero. Per rinascere, l'Europa deve tornare al pluralismo culturale che l'ha resa grande. Oggi il continente sembra prigioniero del riflesso opposto. Uniformare, centralizzare, standardizzare tutto. Come se la ricchezza dei popoli europei fosse un fastidio e non una forza. Questa non è una chiamata all'anti-europeismo. È una difesa dell'Europa vera contro la sua caricatura tecnocratica. L'Europa storica è stata grande quando ha saputo tenere insieme libertà, differenze nazionali, radici culturali e creatività politica. È diventata fragile quando ha scambiato il pluralismo con l'omologazione e la politica con la burocrazia. Le tensioni di oggi, Ungheria, patto di stabilità, nodo energia, richiesta di sovranità, lo dimostrano. Se l'Europa vuole tornare a contare nel mondo, deve ripartire da lì, non da meno identità, ma da più coscienza di sé. E con questo è tutto. Grazie per aver seguito anche oggi l'informazione di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv.
Buona prosecuzione di giornata con i nostri programmi e appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario